Bentrovati, grazie per seguirci con così tanto affetto e simpatia. Amici e amici, è il programma che alza il sipario su vizi e virtù di bergamaschi e bresciani in occasione di questo anno di Capitale della Cultura. Oggi conosciamo celebri tradizioni bergamasche e bresciane. Per Bergamo arriva Gioppino, famoso burattino con i 3 grossi gozzi di cui va fiero. Per Brescia c'è la celeberrima Mille Miglia, ormai rievocazione storica, conosciuta in tutto il mondo con tragitto Brescia-Roma-Brescia. E allora pronti, partenza, via! Brescia e Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei! Quindi una nuova puntata di Amici Amici qui in Piazza Vecchia a Bergamo in compagnia della signora Fiorella. Fiorella. Tu sei bergamasca? Allora, io sono nata in provincia di Brescia, Ah! Arezzato, ma da 39 anni vivo a Bergamo. Quindi ti senti ancora bresciano o bergamasca? No, mi sento proprio bergamasca, ormai è una vita che abito qua. Hai rinnegato. Rinnegato. Aspetta un attimo che prima c'è il compitino, poi possiamo parlare un attimo di Brescia-Bergamo. E questa è una cosa bresciana, proprio, cioè lascia sta l'auto in sé, dico che è un'auto d'epoca da corsa e quindi ti richiamo una importante manifestazione bresciana. La Mille Miglia. La Mille Miglia che Bergamo non ha. Che Bergamo non ha, no. Esatto, la Mille Miglia. Tu segui la Mille Miglia? Sì, l'ho vista una volta. Dov'è? Di passaggio qua? No, di qua non passa, a Brescia. A Brescia, l'avevo vista una volta a Brescia. Conosci la città di Brescia? La frequenti? O c'è solo... ti facevi solo cambiare i pannolini da bebè? La seconda. Sì, c'è qualcosa che conosci della città, che frequenti, di Brescia? Di Brescia ormai poco, perché appunto è tanti anni che sono via da Brescia. E bresciani ne conosci? Bresciani sono rimasti, ho un'amica a Brescia, un'amica che è rimasta di famiglia, che abitano a Arezzato. Ah, ecco, senti, e come sono gli amici bresciani? Cioè, tu lo dici con orgoglio che hai amici bresciani o un po' sei... Come... Oh, sì, certo che lo dico con... Non con preoccupazione. No, perché? No. Non bisogna vergognarsi di avere amici bresciani. Ma figurati, no. Va bene, che sarà quest'anno della cultura, Capitale della Cultura Bergamo-Brescia? Sarà un bellissimo evento. Benone, un saluto ai bresciani. Grazie mille, un saluto a tutti i bresciani. Un saluto in dialetto bergamasco. Dialetto bergamasco, ciao Ne! Ciao Ne, ciao. Noemi e Francesco, bresciani, vero? Sì, ovvio, bresciano. Che vuol dire ovvio? Perché hai detto ovvio? Perché si sente. Io dovrei mostrarvi questa immagine. Riconoscereste il personaggio? Beh, sapete che non è una persona reale questa, è un personaggio bergamasco. No, non so che È cosa. un burattino, sapete chi è? No, non so. No. Questo è Gioppino, una maschera tradizionale bergamasca, ecco, che poi è stata esportata. E quindi questa è un po' la pagina della cultura, delle tradizioni bergamasche. Ma di altro, di bergamasco, voi conoscete qualcosa, Francesco, Noemi? No, bergamasco no. No, niente. Qualche ragazza bergamasca, qualche ragazzo bergamasco? Niente. No. Sempre all'interno dei confini bresciani voi. Sì, sempre. Mai, non avete mai sconfinato? Meglio Brescia di Bergamo. Ma non si può dire sta cosa quest'anno. Perché non si può dire? Si può dire? No, non dovremmo fare, dovremmo stare zitti forse. Infatti, siamo capitale della cultura, lanciamo un messaggio distensivo e di pace, no? Va bene, per quest'anno sì. Però Brescia-Bergamo, capitale della cultura. No, Bergamo-Brescia. Brescia-Bergamo, no. Mamma mia ragazzi, sarebbe Bergamo-Brescia. Ragazzi, ragazze, più belli bresciani o bergamaschi? Bresciani. Vabbè. Siamo più belli noi. Diciamo che sì, sono belli, però meglio bresciani sono proprio. Oh ragazzi, non ce la si fa. Che vogliamo fare? Mandiamo un saluto allora o in dialetto bresciano o in italiano agli amici bergamaschi. Vi vogliamo salutare almeno quelli, un salutino glielo mandiamo, no? Va bene. Ciao amici bergamaschi, siamo meglio noi bresciani. Grazie, guarda quanto ci crede, fra amici. Tu? Pota, ciao. Bene, allora alla prossima, grazie a tutti, ciao. Brescia e Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei!